Ben ritrovati con Spritz, questo contenitore notizie, informazioni, politica, attualità. Oggi ci troviamo nella splendida Villa Finazzi, Viale Vittorio Emanuele in Bergamo, una villa dove ha sede Visit Bergamo, nonché l'associazione Circoli Bergamaschi nel Mondo. Con il presidente Personeni, che conoscete già per le sue numerose attività e soprattutto presidenze, sempre attento a tante situazioni, sia importanti che meno, ma soprattutto vicino anche si può dire, alle persone che hanno bisogno. Con lui questa volta vogliamo parlare di un tema molto importante che andremo a sviluppare nel corso di questi mesi, vale a dire tratteremo con un filo diretto il mondo dell'emigrazione. I bergamaschi nel mondo si sono fatti grandi, importanti, hanno fatto carriera, naturalmente non tutti hanno avuto fortuna, ma con il presidente che è l'ombelico attraverso la sua associazione, e con questi personaggi che da anni vivono, da 40, 50, 60 anni, 2, 3 generazioni, ma ci spiegherà il presidente Personeni, quali sono le caratteristiche. Innanzitutto grazie Presidente di aver accettato questo invito e di far parte della nostra famiglia. Per 2 settimane lei sarà presente con noi per illustrarci e collegarci al meglio con questi circoli che nel mondo, se non vado errato, sono una trentina. Bene, innanzitutto sono io che ringrazio voi per la vostra sensibilità, perché il problema dell'emigrazione è un problema importante. Il nostro ente Bergamaschi nel mondo è nato il 10 luglio del 1967, quindi ben 55 anni fa, ed è sempre rapportato assieme ai nostri bergamaschi nel mondo attraverso i nostri circoli, che sono efficienti e funzionanti, circa una trentina, e sono sparsi nei 5 continenti. Abbiamo anche molti corrispondenti, ma quello che è importante, dicevo, perché l'emigrazione, che può sembrare un problema non attuale, è invece attualissimo, perché al di là del Covid e anche in periodo Covid gli emigranti sono stati numerosissimi e la Lombardia, può anche questo sembrare strano, ma è la regione che dà più materiale umano all'emigrazione, e Bergamo in rapporto percentuale è la prima provincia. Quindi il problema dell'emigrazione non era solo di un tempo, ma è anche di oggi, è un problema attuale, è un problema che va affrontato, perché i nostri emigranti, come dicevano, non so tutti hanno fatto fortuna. Qualcuno è rimasto un operaio, un lavoratore dipendente, ma hanno avuto grossi problemi per inserirsi, per insinuarsi nell'ambiente, nel tessuto locale dove sono andati. E sono sempre stati considerati emigranti perché finché non impari la lingua,
a perfezione, non ne hai la padronanza della lingua nello Stato dove sei andato, tu sei sempre considerato l'emigrante e quindi sei sempre indicato. Quindi ringrazio, perché credo che poter fare in modo di coinvolgere i nostri circoli attraverso i loro direttivi eccetera e far capire alla gente del territorio che l'emigrazione c'è, continua e ha dei problemi. Ma in particolare non dimentichiamo, come dico sempre, che i nostri emigranti sono i nostri migliori ambasciatori all'estero. Qual è il supporto che potete dare come circolo in questi 55 anni, se non vado errato, di vita? Il supporto è ampio, il supporto inizia magari dal sociale, vale a dire i problemi che possono avere per la famiglia, per trasferire, per portare la famiglia, erano problemi soprattutto di allora, perché oggi l'emigrazione è totalmente diversa, vale a dire che oggi l'emigrazione è fatta soprattutto di giovani, è fatta di un'emigrazione con giovani che sono quasi tutti diplomati e un buon 30% laureato, è un'emigrazione di tablet, di PC e di valigia 24 ore, nel senso che i trasporti sono facili. Io mi ricordo nei miei 17 anni di emigrazione che negli anni 50-60 il problema, quando si scriveva, si chiedeva notizie del paese ed era un classico. Oggi questo problema evidentemente non c'è più, quindi c'è il contatto. Quindi dicevo, la parte sociale che è importante, la parte di assistenza burocratica per la previdenza, per le denunce ai redditi, ci avvaliamo dei recapiti dei sindacati che sono all'estero, dei patronati che sono all'estero, e quindi abbiamo una buona collaborazione con loro e li indirizziamo a quello più vicino se non è nella città dove si trovano. Abbiamo fatto e abbiamo una grandissima collaborazione con i nostri missionari, che purtroppo sono sempre meno, e ora anche i missionari che erano in particolare nel Canton Neuchâtel e Yverdon, in Svizzera francese, che erano gestiti dalla Curia di Bergamo, purtroppo non ci sono più. Ora vi sono altri missionari, sono state accorpate le missioni, però il missionario è sempre stato un punto di riferimento, è stato il faro, perché andavano da lui, evidentemente per i problemi della Chiesa, i matrimoni, le cresime, i battesimi, eccetera. E i funerali, ma erano anche un punto di riferimento per discutere alcuni problemi. E devo dire che i nostri missionari assolutamente non vanno dimenticati, perché hanno dato un contributo altissimo, ripeto, erano il faro, punto di riferimento, in particolare negli ultimi decenni, perché hanno chiuso diversi consolati e quindi il missionario era un punto di riferimento. Ma tornando a che cosa facciamo, quindi parlavamo del sociale, parlavamo anche di problemi che hanno per quanto riguarda l'inserimento, vengono nei nostri uffici, in particolare adesso per l'Erasmus, dei genitori che chiedono: ma mio figlio va a Bruxelles, avete un punto di riferimento per vedere, per collaborare e cercare. Quindi stiamo collaborando con alcune università per fare da ponte, per fare da trait d'union, per vedere di poter dare una mano. I nostri circoli ci danno una mano. Londra in particolare, il nostro rappresentante Radames, che festeggerà il 6 novembre il 35esimo di costituzione del suo circolo, è uno molto attivo, è uno che si dà molto da fare, e potremo raccontare, ma successivamente sarà lui a raccontare le sue avventure. Però sono i nostri punti, i nostri circoli, i nostri presidenti, i nostri collaboratori dei circoli sono dei punti di riferimento. Abbiamo anche, sempre parlando del sociale, delle situazioni particolari. Abbiamo che a volte qualcuno che non ha fatto fortuna e non ha più parenti in Italia, ma lascia per testamento che vuol rientrare. E quindi qui collaboriamo con gli uffici esteri, con le amministrazioni estere pubbliche, il rientro di questo signore, e dobbiamo anche evidentemente provvedere ai pagamenti delle varie spese. Però è una cosa che facciamo volentieri. Quello che poi invece è importante, un'altra mission del nostro ente, è quello di far sì che i nostri emigranti non dimentichino le loro origini, non dimentichino le nostre tradizioni, e questo è importante. Un'altra cosa classica che è abbastanza frequente è la richiesta di ricerca delle origini, perché la seconda, la terza o la quarta generazione ci chiedono di dire: ma io provengo dall'Alta Val Brembana e quindi dobbiamo andare a fare le ricerche.
E quindi credo che di mission ce ne siano di molto, molto importanti. L'iniziativa parte sì dalla sede, poi viene demandata a questi nostri presidenti che conoscerete nel corso delle trasmissioni future delle varie zone, in questo caso in particolare che andremo a fare sarà l'Europa. Come lei ci ha dipinto la situazione, non tutti sono arrivati alla Louis Vuitton, qualcuno gira ancora con la classica valigia di cartone, non per demeriti ma perché purtroppo con cause non li hanno resi importanti e felici. Ma quali sono le maggiori difficoltà che incontrate nel gestire oppure nel collegarvi con una realtà che si sta fortunatamente trasformando e migliorando? Allora, è un problema generazionale, vale a dire che l'emigrante che ha una certa età e quindi che è in età di pensione avanzata, ad esempio ci ha chiesto da alcuni anni fa, e noi da 3 anni abbiamo ripreso la stampa attraverso la rivista, che ad esempio gli vuole la rivista cartacea, quando invece il giovane la rivista cartacea non interessa, e quindi se la legge online senza problemi, per dire questa è una delle richieste. L'altra richiesta è quella e lo facciamo, degli scambi dei prodotti enogastronomici, cioè vale a dire quando loro fanno delle manifestazioni, evidentemente che cosa chiedono? Di avere la farina della polenta, di chiedere del vino delle nostre cantine bergamasche, dei salumi e dei formaggi bergamaschi. E quindi ci organizziamo, abbiamo un po' di problemi, ma tra l'altro a Londra invieremo come omaggio a queste persone un piccolo panettone, perché visto che siamo nel periodo ormai natalizio, e invieremo un sacchetto di polenta dell'Alta Valseriana che è rossa, farina di polenta rossa, mi sfugge adesso il nome tecnico. Di Gandino. È il famoso mais spinato. No, spinato è quello di Gandino. Gandino. Ecco, quello rostato che è di Rovetta. E quindi questo qui o delle gallette stiamo valutando e loro sono entusiasti di questi omaggi che andremo a fare per la loro... Ma hanno desiderio anche di cultura, no? Hanno di quello che noi vorremmo e quello che ho detto nell'incontro dell'11 settembre a Neuchâtel, perché lì era il 30°, guarda caso, e poi avremo il 6 di dicembre in Ticino, il Circolo del Ticino a Bellinzona, il 35°, quindi voi vedete che questi circoli hanno già alcuni anni di vita. E quello che noi cerchiamo per coinvolgere appunto la parte dei giovani, che a parte dei giovani interessa più un discorso culturale, magari far conoscere la nostra Accademia Carrara, per dire, al di là che abbiamo un accordo con le guide di Città Alta, quando i nostri emigranti vengono, non 1 o 2 persone, ma in gruppi, gli organizziamo la visita di Città Alta, che è importante perché certe cose evidentemente non si possono essere degli autodidatti e quindi le organizziamo assieme. L'obiettivo è proprio questo, di agganciare di più i giovani, maggiormente la parte di giovani, attraverso degli scambi culturali e del coinvolgimento. L'abbiamo fatto a Bruxelles con Casa Lombardia, dove evidentemente vi erano gruppi di bergamaschi, vi erano anche gruppi di altri italiani e vi erano i gruppi di Bruxelles, dei giovani di Bruxelles. Il tema è stato parlare sul discorso in generale dell'immigrazione, ma anche le associazioni, che cosa possono fare, perché se si fa assieme si ottengono maggiori risultati. Lei può essere considerato il termometro dei migranti. Che cosa ha percepito in questi anni da parte di chi vive all'estero dell'Italia? Allora, innanzitutto la nostra immigrazione continua perché anche chi è andato magari per studio a fare degli stage di alcuni mesi o di un anno, diversi di questi decidono di restare perché evidentemente l'opportunità reddituale è maggiore. L'opportunità in alcuni stati, se tu ti impegni, se tu sei una persona valida, hai l'opportunità di far carriera. Da noi, io credo che ci sia possibilità evidentemente anche da noi, ma a volte è un sistema diverso. Qui i meriti sono tuoi e non sono quelli di spinte o altre. E questo è importante, ma anche il reddito, perché è vero che l'affitto costa carissimo in questi stati,
il mangiare pure, evidentemente non si possono permettere una bottiglia di vino perché costa 10 volte quella che la pagheremmo in Italia, ma alla fine del mese riescono ad avere una quota di risparmio del loro reddito, di economie, che se poi portate in Italia, investite in Italia, è 3-4 volte il risparmio che possono avere. E quindi questo li attrae. E quindi alla fine il motivo è la pagnotta. Cioè quello che era 50 anni fa possibilità di reddito, oggi hanno i loro diritti, le loro cose, problemi sindacali li avevamo anni addietro, oggi problemi o contestazioni di questo tipo non ne sentiamo quasi più. E poi soprattutto i nostri bergamaschi si sono fatti apprezzare in diverse parti. Abbiamo avuto il sindaco di Montreux, che era di origini bergamaschi, Salvi. Abbiamo avuto un ministro francese del governo Hollande, Todeschini, col quale abbiamo fatto un'intervista, ma l'abbiamo fatta in francese e in bergamasco, perché lui conosce il francese e il bergamasco, non conosce l'italiano. Ed è stata una cosa simpatica. Abbiamo diversi personaggi, abbiamo dei scienziati, eccetera, negli Stati Uniti. La maggior parte è gente che ha scalato, ha avuto la fortuna di fare la scala e quindi di salirla e ottenere dei posti di prestigio. Abbiamo persone che sono rimaste tranquillamente. Il problema dell'emigrante bergamasco in confronto al problema dell'emigrante del sud Italia piuttosto che allo spagnolo, e faccio l'esempio in Svizzera, è che l'emigrante bergamasco parte già con l'idea del rientro e quindi fa un programma di 1 anno, di 5, di 10 anni. Quindi non investe in un bel appartamento, nella macchina bella, cerca di risparmiare il più possibile perché poi rientra. L'emigrante invece del sud già parte con l'idea che io dovrò stare là, stabilirmi là, e quindi investe in un bel appartamento, fa la macchina, eccetera. Queste cose le noti perché si capisce. Poi anche il nostro emigrante bergamasco, quando ha deciso di stabilirsi là, perché ormai i figli non verranno a scuola qui, resteranno là, eccetera, eccetera, quindi saranno, in questo caso resta là e perdiamo poi il rientro. Una cosa che faccio appello, ma lo farò anche magari in altre opportunità, ai politici e ai nostri sindaci. Abbiamo molte problematiche che riguardano il patrimonio immobiliare dei nostri emigranti. L'IMU a coloro che erano iscritti AIRE, Anagrafe Italiana Residente all'Estero, fino al 2019 per la prima casa era esente. Perfetto. Pagano però l'immondizia. E qui la richiesta è questa, che se noi riuscissimo, perché nel 2021 hanno pagato l'IMU intera, nel 2022 l'IMU è stata ridotta al 50%, ma soltanto iscritti AIRE in convenzione INPS, vale a dire che hanno 2 pensioni, una italiana e una estera, gli altri no, ma tutti quelli che sono di seconda e terza generazione queste condizioni non le hanno. È un patrimonio in Italia che, se vessati dalle tasse, dalle varie gabelle, loro andranno a svenderlo. E quindi non avremo più un richiamo di questa seconda, terza e quarta generazione, perché quando queste persone vengono in Italia, vengono a Bergamo, sono dei turisti, quindi vanno all'albergo perché magari la casa non è accessibile, vanno al ristorante, portano via i nostri prodotti, quindi creano reddito, creano posti di lavoro. Quindi è importante ridurre, perché la tassa sui servizi, sull'immondizia, che loro utilizzano e sfruttano questi servizi forse una settimana all'anno, è illogico che venga pagata. Il discorso della bolletta dell'acqua, è vero che c'è un minimo e loro lo pagano tutti, ma loro hanno usato magari 4 metri cubi di acqua e non 150. Quindi diverse cose. Quindi direi che alla base, adesso che abbiamo un nuovo governo, noi riprenderemo di andare a discutere, chiedere, fare queste richieste per far sì che i nostri emigranti ritornino sul territorio perché è fonte di reddito. Sicuramente lei avrà altri suggerimenti da dare ai nuovi governanti per quanto riguarda questa realtà e sarà opportuno che chi governerà nei prossimi 5 anni il Paese si renda conto appunto di questa realtà, che è una realtà fatta, come abbiamo detto, di sofferenza, gioie e dolori, ma che se si vuol mantenere viva il contatto con la madrepatria deve esserci da parte della madrepatria la benevolenza di accettarli come figli che hanno avuto l'obbligo di emigrare pur di sopravvivere.
Lei nel corso di questi nostri appuntamenti avrà modo non solo di presentarsi i 30 circoli che sono sparsi nel mondo, con le loro difficoltà, conosceremo le città, i loro mondi e tutto, ma sicuramente ci insegnerà anche a conoscere un mondo che per molti è un mondo sconosciuto. Noi conosciamo l'immigrazione perché vediamo tutta questa triste realtà date da guerre, faide, dal sud del nostro mondo, vale a dire l'Africa, al Medio Oriente e tutto, ma ci scordiamo che a 300 km, a 100 km c'è la Svizzera, c'è la Francia, dove è stata patria per anni, e se non secoli, di molti bergamaschi. Quindi io sono grato a lei per aver accettato, perché lei già con questa sua attività porta lustre, fiducia a questi migranti, ma soprattutto avere l'opportunità di dialogare con loro dà sì a noi che siamo totalmente sconosciuti e non conoscenti anche del problema di arricchirci. Ci vuole ricordare quali saranno i primi appuntamenti a cui andremo incontro? Gli appuntamenti in questa prima parte che ha ipotizzato che potranno sono essere... sì, che possiamo, senza adesso entrare nello specifico, ma avremo contatto inizialmente con il nostro coordinatore dei circoli, che è Mauro Rota, e che lui è presidente del circolo di Bruxelles, e quindi partiremo da lì. Poi andremo in Svizzera abbiamo diversi circoli, e quindi avremo Neuchâtel, avremo Ginevra, avremo il Ticino, avremo Losanna e avremo Lucerna. Aveva accennato anche Bellinzona, che c'è qualche... Avremo il Ticino, Bellinzona, sì. Torneremo in Belgio, dove c'è la Louvière, c'è un nuovo presidente, perché la precedente purtroppo per motivi di salute ha rassegnato le dimissioni. Andremo in Spagna, andremo a Barcellona, dove c'è anche un missionario bergamasco e un presidente, e andremo in Inghilterra, dove, dicevo, festeggerà tra l'altro il 6 novembre il 30° anniversario, e lì c'è un bel gruppo di lavoro anche di giovani che è molto attivo, e scoprirete, ci parleranno loro delle loro esperienze, i loro problemi. E poi adesso con la Brexit, perché c'è stato questo passaggio, ci sono un po' più di problemi, perché ad esempio in Inghilterra uno quando arriva può stare una settimana, 15 giorni, ma poi deve chiarire dove abita, deve chiarire se ha un posto di lavoro e deve chiarire se ha un conto corrente in banca. E quindi chi è che può aiutare uno a fare queste cose? Lo fanno i nostri circoli, perché andare a aprire un conto corrente in banca non è così semplice. E lì anche ci sono diversi studenti, i quali purtroppo adesso, causa Brexit, gli si sono raddoppiati e triplicati i costi delle tassazioni di iscrizione, però sono tutte cose che ci racconteranno loro direttamente da Bruxelles. Quindi direi un giro ampio dell'Europa, e poi valuteremo se faremo anche il Sud America, il Canada e altri stati, perché ci sarà il problema del fuso orario. L'ultima domanda, prima di passare a ricordare gli appuntamenti: che obiettivo si è dato per i prossimi anni? Allora, l'obiettivo nel 2023 stiamo preparando un programma che riguarda, considerato che 2023 Bergamo-Brescia, capitale della cultura, e quindi noi vorremmo collaborare ricordando per noi l'emigrante più illustre. L'emigrante più illustre è stato Papa Giovanni XXIII, perché ha fatto 28 anni all'estero in missione, e quindi vorremmo partire da sotto il monte San Giovanni XXIII, arrivare a Concesio, Brescia, San Paolo VI, attraverso una quarantina di santuari dove, guarda caso, i papi, questi papi tra l'altro santi, hanno avuto opportunità di interfacciarsi, quindi noi andremo a fare questo. A dicembre andremo a fare il nostro calendario come abbiamo fatto lo scorso anno, quest'anno sarà usando lo stesso tema visto che è abbinato, quindi ricorderemo il Concilio, i 60 anni del Concilio, e 2024 sarà una cosa importante perché il governo, già da diversi mesi, Bergamo è stato inserito nello staff che deve organizzare, verrà organizzato a livello nazionale il turismo delle radici, perché vi sono 70-80 milioni di italici, vi è un'altra Italia all'estero, di prima, di seconda, di terza e di quarta generazione,
E quindi è importante coinvolgere queste persone e riuscire a portarne qualche migliaia in provincia di Bergamo, e quindi riprendo che questo è da un lato cultura, perché gli faremo conoscere le cose di Bergamo, ma faremo conoscere la nostra gastronomia, e quindi sarà anche qui reddito, posti di lavoro. Quindi obiettivi 23-24 in grandi linee nuovi sono questi, e poi continueremo il corso di Bergamasco, che è stato apprezzato in collaborazione col Ducato di Piazza Pontida, che abbiamo premiato con delle pergamene settimana scorsa, e poi come fase finale dovevano scrivere o un testo in bergamasco o una poesia in bergamasco. Le abbiamo pubblicate e sono veramente meritevoli. E quindi continuiamo il primo corso e poi organizzeremo nel 2024 un corso superiore, raggruppando i due. Il problema è che raggiungiamo facilmente l'Europa, però quello che si era collegato dalla Cina erano le 2 di notte, quello che si collegava dall'Argentina erano le 6 di mattina, non era facile riuscire a combinare, ma vedremo di riprendere anche questo. Poi andremo a completare sempre, fare la nostra rivista, che per loro è molto interessante, e varie collaborazioni con gli enti, sempre anche per ricordare la tradizione bergamasca all'estero, che non deve essere dimenticata. Dopo questa ampia e illustrata presentazione andiamo a ricordarvi l'appuntamento con i circoli bergamaschi nel mondo, grazie alla collaborazione con il presidente Carlo Personeni, che ha aperto un po' lo scrigno dei suoi sogni, dei sogni dei bergamaschi, per conoscere da vicino la triste realtà dell'emigrante. Vorremmo portare in ogni famiglia anche un messaggio di solidarietà per chi ha perso qualche parente lavorando all'estero, ma far sì che il loro cuore sia un po' più dolce anche nei confronti di chi viene a cercare un futuro migliore. Ricordo l'appuntamento con il presidente Carlo Personelli ogni mercoledì su Orobic Channel 98, una televisione che sicuramente sarà un filo diretto con un altro mondo.